Buon pomeriggio a tutti amici da Napuriello 87 e forza Napoli, i campioni d'Italia siamo noi e oggi giochiamo a Bologna, 37esima giornata, il campionato si avvia al termine e il Napoli lo ha vinto con 5 giornate d'anticipo, stracciandolo, dominandolo. Che squadra, che squadra. Oggi ostacolo Bologna, partita difficile, ma il Napoli può vincere anche questa se gioca da Napoli. Dentro questa coppia faccio il concetto e il solcamani. Vai Napoli, va! Va. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e buon pomeriggio da Napuriello 87. Siamo in live per la partita di Bologna. Il Bologna con il 4-2-3-1 però già è passata la formazione. Comunque c'è campo Scouten, in attacco c'hanno Barrow, Ferguson e Abisher dietro Arnautovic, che è l'unica punta. Il 4-2-3-1 per il Bologna. Il nostro Napoli gioca penso con il 4-3-3, solito 4-3-3, infatti con Gollini in porta, Olivera, Kimmer, Amani, Beresischi, ovviamente qualche giocatore nuovo, Zelinski, Lobotka, Anghissa, solito centrocampo, tridente d'attacco, Kvaratskhelia, Osimhen e Zerbin. Ragazzi, oggi novità. Giustamente Spalletti lancia questi giocatori per farli vedere, per poi venderli anche nel futuro calciomercato, nei prossimi mesi, perché il Napoli dovrà guardare anche di rinforzarsi la panchina. Zerbin, Beresischi che verranno ceduti sicuramente, anche qualcun altro sicuramente che non è in campo. Tanto pensiamo a vincere questa partita. Buonasera Cicciotto e forza Napoli. Brava Cicciotto. Buonasera Giovanni, forza Napoli da Salerno, grande amico salernitano, grande cugino salernitano, forza Napoli e sono contento per la Salernitana, per la salvezza. Meritatissima, grande campionato della Salernitana. Grande campionato della Salernitana. Si è meritata la salvezza, anche qualcosa in più. Poi ieri ha vinto una partita in rimonta pazzesca 3-2 con l'Udinese. Mamma mia, che partita ha fatto. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando, che è molto importante per la live, e condividete la live con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Ale Napoli, Ale. Hai visto Spallettone che tatuaggio si è fatto, il nostro Spallettone? Vai Napoli, va. Quanto è bella sta maglietta. Napoli a chiuffo, e che cazzo ce ne fotte la di squadra, tortellini ci mangiamo oggi. Ci mangiamo un bel tortellino e una bella lasagna. La pesante, fra. Un romagnolo. Sono stati alluvionati poi i bolognesi, l'Emilia Romagna. Un po' di solidarietà per i romagnoli qua. Però un tortellino con proteine, ci facciamo. Grande Cicciotto, che fai il salsicciotto, facci vincere il partito. Tutto sbagliato il passaggio di Barrow, rimesso dal fondo per il nostro Napoli. Con Gollini in porta, che anche se ha fatto poche presenze, comunque ha fatto vedere di essere un portiere valido. E io me lo terrei anche per la prossima stagione, ma penso che il Napoli lo farà. Meret Gollini,
molto bene. Però anche Vicario, è un pensierino anche a Vicario, 3 portieri forti così non sarebbe male. Però io penso Vicario viene solo nel caso verrà ceduto Meret, se no non viene Vicario. Ovviamente vuole giocare, così come Meret vuole giocare. Ale, Napoli, Ale, lotta insieme a lui, conquista la vittoria, conquistala per noi. Vai Osimhen capocannoniere, vogliamo Victor capocannoniere. Comunque partita complicata perché Bologna gioca bene, ha un allenatore forte come Thiago Motta che sta dimostrando di avere molte qualità, di saperci fare. Ha scaricato, ma dopo la è attaccare la zona centrale dell'area di rigore, la palla non gli è arrivata, però il movimento è quello giusto. Attenzione anche alla sua scelta, è provata la Bologna, per la velocità così bene. È fatto male dal portiere di Napoli. C'è la distribuzione. Scotland, Cambiato. Spazio tra le linee Ferguson in cui difficile di partire nei piedi di Infazio. Il vantaggio che hai quando è praticante come Osimhen, che quando butti la palla lunga non devi essere per forza preciso, ma partire da prendere contatto a facilità di corsa. Quindi doppio triangolo di partire, Peter Recinski, 54 Ferguson, recupera il pallone, scordare da Napoli, sforate sull'esterno. Napoli sul controllo, con Recinski, doppio il passo del pallone sul sinistro, frenata. Un po' di pazienza non c'è, in casa della difesa laterale. Scotland. Posce. Poi Fazzi Scotland. Lui. E Lugumi e Luguma, pesce fritto e baccalà. Wow, che mamma, dove Dominguez, sto schiattata per un bacio, furbo di tutto in te. C'era pure fuori gioco. Perché c'era lo spazio per farti la palla addosso, stop a seguire, prepararsi per il tiro in porta, invece lui è tutto incontro e si usa la prospettiva per poter andare verso la porta. Paolo Gumi Minaj. Sbagliato un 2, riesce di mettere le cose a posto. Cambiato. Dominguez. Quindi al suo punto che si squadra ad oggi, Dominguez spogliatoio, ci sono e come. Oh, piglia chi soy, piglia Barrob. Bravo. Ha fatto una cosa buona in Davide dove Benedischi, una cosa buona. Cioè, un lavoro tu, quello che devi fare, e ne hai fatto mai. Intanto manca la zona centrale con due marcature di uomo. Andiamo adesso di Paolo, Rahmani, gli bisogna dare piccola, esce allungare la vittoria. Ci sta dato il rigore in Bologna, Fazzi, Lugumi, sempre pericoloso Marco Arnautovic, un gol, una scorsa che deve presa, Cambiato. Quattro posci di prima, servire Ebishen, Lo stazio. E quando ti vengono a passare devi essere mentalmente rapido, Ciao grande, che bello weekend ieri sera, Italia Repubblica Dominicana 0-0 del venditare agli ottavi, poi anche la partita del Napoli per così non poteva andare. Poi Fazzi.
siamo i forti, siamo i campioni d'Italia. Secondo me è ancora una situazione molto interna, molte cose fare 5 per questa. Via quasi 10 minuti 0-0, Napoli con un attimo da passare anche il tifoso della partita, il pomeriggio tantissimo. Ragazzi, settimana prossima a Napoli, ultima partita di campionato. Chi vorrei, se ci vogliamo vedere, chi mi vuole vedere, mi troverà a Napoli per la partita di campionato con la Sampdoria. Anche il giorno dopo vogliamo prenderci un caffeino insieme, insieme con Pulito, un Napolino, ma sono a vostra disposizione. Ciao Luca, buon pomeriggio amico mio, buon pomeriggio. Se siete milanisti o non, passate sul canale del mio amico Luca Z, che è molto bravo, fa delle bellissime live, anche dei bellissimi video, molto bravo. Come stai? Un po' stanchino Luca, va bene, dai, sei tutto a posto? Quando va in fase difensiva ovviamente difende secondo me perché diventa un 4-4-2, no? Perché l'esterno si abbassa, cioè le due centrocampisti. Questo è un modo praticamente di difendere bene tutta la zona del campo. Bene Luca, mi fa piacere. Ragazzi, vedete? Ce l'ho in descrizione, proprio qui, ce l'ho avanti a voi, l'ho messo nei commenti avanti a voi. Luca Z, tifoso milanista, bravissima persona, un amico. Mi raccomando, passate sul suo canale. Lucia Chirico, buonasera, ma vinciamo Lucia, vinciamo, sono sicuro al 100%, 101%, il Napoli vince oggi, il Napoli la vince oggi. Signor Osimhen, si vince. Ecco la vittoria. Mamma mia! Era troppo defilato, non c'era nessuno. Lo stavo chiamando il gol di Osimhen. Sium, vai là, lasciamo pazzi. Devi giocare un po' sotto, lo sai che devi cercare quella giornata di anticipare questo Se si vince di nuovo perse, tutti voi hanno perso, invece la Lucia, tutti i giorni persi. Avete lasciato il like, se no non vi mangiate il tortellino, avete lasciato il like. Se no Napoli non vince se non lasciate like. Lasciate like e Napoli vince. È stato un SMS, ma che buona finestra, tu te la prendi pure in base, capito o no? Lasciate un like, stai aiutando Napoli. Brava Lucia, brava. C'è Napoli, usciamo pazzi e facciamo festa pure oggi. Che c'è la foto, dobbiamo fare festa fino all'anno prossimo, scudetto hanno vinto già. Non è che dobbiamo aspettare qualche partita per vincere, ancora non si sa. Noi l'abbiamo già in sacco, anzi ce l'abbiamo già lì nella team. E poi domenica 4 maggio abbiamo vinto lo scudetto. Domenica 4 giugno, giusto un mese dopo lo scudetto, andiamo ad alzare lo scudetto con il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. È passato già un mese quasi, e io sarò lì a Napoli a vedere il capitano alzare il trofeo. Oh, Osimhen! Victor! Osimhen! L'ho detto, segniamo! È lui, sì, è lui! Grande Vittorio! Grande così! Grande Osimhen! Victor! Osimhen! Osimhen non può fare altro che appoggiare la palla alla rete e
che dire 24 sono i gol. La Lichiria, forza Napoli, saluto da Giorgiano, caro amico. Grande la Lichiria, un saluto a tutta la Georgia. Forza Napoli, forza Georgia. Vai, del Bologna, Skorupski ha regalato il pallone. Se poi gli regali quei palloni a Osimhen, raga, sono giochi da ragazzi. Cioè, regalo proprio la caramella a Osimhen. E chi le fa male? Chi non si mangia la caramella? Chi le si mangia tutto il pacchetto di caramella? Sempre lui, amico mio, sempre lui. Ma quanto è poco, quanto si porta? Dipende da manuasa. La manuasa un po'. La manuasa un po'. Così bene. Aggiorniamo il risultato che è troppo brutto 0-0. Aggiorniamo il risultato. Quando si scopre mai il vantaggio, la partita si mette sui suoi binari. Perché adesso I binari mamma. Stamattina tanto non ha niente da perdere. E alle spalle dei difensori rimarrà tanto spazio dove smetti di andare ad attaccare. Non te li regalare le palloncini. Il Napoli in vantaggio 1-0 a Bologna. La rete di Osimhen l'avevo chiamata, ragazzi, che va GT. Segno Osimhen che va GT. La doveva dare così perché doveva mettersi a posto con la palla. Così con questo 57% presenza con il Napoli, con Victor Osimhen, significa aver fatto anche meglio di Giuseppe Tofano. Ci vuole dei cavalli, come detto, si deve raggiungere. Sì. Poi vedi, qua la sveglia, il tocco suo protesta il Giorgiano, adesso però la squadra arbitrale per il Bologna. Grande vittorione Osimhen. E vicino. Se li preferi bisogna far caracolare addosso. Questo è il fondo per il Napoli. Ha lasciato sfondare il Bologna nei primi minuti, poi ha preso un po' le misure, ha preso le distanze, ha passato il ritmo, soprattutto ha sfruttato l'errore di Skorupski. Sbloccare la partita. Sai, i più giovani quando fai come di altri magari non si rendono conto di che parliamo di niente, amico mio. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Forza Georgia sempre, nel cuore la Georgia. Eccolo Cavara. Ora segna pure Cavara. Oh, mamma mia, anche il Giorgiano, vogliamo il gol del Giorgiano. Anche sta! Napoli vicino al 2-0. Grandissimo Cavara Schelia, grande giocatore. Amico mio. Osimhen è un worse. L'altra palla forzata, lo spazio perfetto, bisogna si muovere spesso per i tempi giusti, sta arrivando alla palla. Però Condividete questo video con tutti, condividilo con tutta la Georgia e dite che qua siamo Kvarascheli, siamo giorgiani, siamo Kvaraschelandia. legge con anticipo la giocata e va a coprire lo spazio di profondità in anticipo, così si va a togliere tanti pensieri. Segna per lui, gonfia la rete, segna per lui, gonfia la rete, ale ale ale, noi abbiamo Victor Osimhen, ha gonfiato la rete, ale ale ale, ha gonfiato la rete. Vai, si mette più forte, si mette più forte, si mette più forte. Schiattava la battuta ma pure Bologna. Zazzardino, va. Zazzardino, Zelu. Piotr, lo volevi fare, Piotr?
Lo volevi fare, Piotr. Lo volevi fare, Piotr. C'è stato un momento qua, Osimhen ha tagliato, Zerbino ha tagliato, Andy Sai, quello che si era allargato ma sulla fascia, cercava questo, chiedeva questo cambio di gioco. Tutta un'altra palla in funzione in Bologna, allora qua in scheda. Vai, Kvaratskhelia, vai. Andy Sai. Olivier. Andy Sai. Volca Rachmani. Bravo, Kim. Resta con noi, Kim vince. Vai, Lopo. Fallo, bebè. Non mi rompere la testa a capo e bocca. Lascialo stare. Vai, zio, tu. Bravo. Spallettone, resta con noi, capitum. Facciamo miseria, mannaggia. Scouting. Ferguson Bonifazzi. Dovete dare Arnautovic aggressivo, Rachmani, Osimhen lascia via, qua la scheda, scivola al momento della finta. Oh, e fallo, uomo di merda! Andrebbe, da Maia! Mannaggia. Sì, anche secondo me, anche se prima battuta Maria ha preso il pallone, Mi fate sudare, mi fate! Ha preso prima il pallone e poi invece è andato sui tanti Kvaratskhelia che un po' scomparire da quel punto lì. La Carla, l'americano argentino di Nico Dominguez, scusa, Alzare Kvaratskhelia. Arrivare a minuto a Bologna in piedi, c'è lo Spalletti, non tante indicazioni, i primi 21 minuti, anche invece gli appunti presi. E sono per vantaggio grazie al gol di Victor Osimhen. Cambiato. Passa scambio. Vai. Resisti. Kim. C'è sempre quella da in verticale. Restate la pressione, provato a vista, Zerbin. Rachmani. Cercato Osimhen. Posizione irregolare. Offside. Di Victor Osimhen. Bonifazzi. Zerbin. Sbagliato. Scouten. Cambiato. Vai Lobo, valli sotto, pressiamoli. Fallo di Zerbin. Qui ha cercato di uscire con 1-2, Zerbin che ha dato pressione su Dominguez, anche questo fallo. Stiamo già tentando, qui adesso Zerbin ha discorso ottima stagione Zerbin con il Frosinone, Samio Napoli è rimasto, sapeva che il suo puntaggio sarebbe stato piuttosto ridotto, però sapeva anche far parte di una squadra straordinaria, di poter imparare giorno dopo giorno, giocatori di livello altissimo. Probabilmente questa stagione a Zerbin servirà tantissimo per il futuro. E Michel. Questa finale è per il Napoli, l'ultimo tocco di Rivera e Michel nello stesso viso della squadra di Franco, una fretta lungoacia. Dato dei capi lo tempo. Rachmani. Antis. Golini. Nico Scouten. Sta pure lì i giovani. Bosch. Contento della rimessa laterale, subito Ferguson. Bonifazzi. Bosch. Qui Bosch. Arnautovic. Ah, voi, guarda. Devono prendere posizione. Resisti, ma che cazzo fai, resisti? Arnautovic. Rachmani poi Dominguez. Un pareggio sinistro. Facile quello.
Bravo Bellini, ma cosa per rischi, che cazzo vai? Oh! Non capisci da Sambo, sei un giocatore da Serie B. Rachmani proprio. Intanto saluto anche Arrino e Giada, anche se non ci sono, i miei moderatori, avranno da fare un bacione alle due. C'è l'impressione proprio con Rachmani che non gli ha dato il tempo per farla scendere per calciare in modo. Ultima live della stagione, perché come vi ho detto, vi ripeto, per l'ultima partita di campionato non potrò fare la live perché sono a Napoli per lo scudetto, per alzare lo scudetto insieme alla nostra squadra, insieme al nostro capitano. Sarò lì, non lo alzo io, però alzare al capitano, al nostro Napoli, però sarò presente nel Maradona. E chi vuole fare una foto con Napoli, prendere un caffeino, una birrettina, che deve fare? La Pulirla è disponibile. Spagna proprio con l'esterno, sapete qui con Luciano Spalletti, gesto di schizza, il Torino, Dominguez, Arnautovic, spazio per la cosa mano. Oh, non lo parate già, oh! Passo destro, prova a farlo girare. Lontano da quella di Macerata. Aruba, io, ti piaceva, Paro, ti piaceva, vai tu, invece vattene a fianzato, vattene a fianco. La palla non ha girato abbastanza, però ha favorito anche un movimento, si è visto che è andato a attaccare la profondità e ha liberato il lato interno per far sì che Usabaro cercasse questo tiro sul secondo palo. Conciliato Thiago Motta, bisogna sbagliare parecchio adesso, Dominguez, Arnautovic, Berezinski, Zerbini, ci sta inizialmente su Cagnazzo, allora qua Falcone di Victor Osimhen, Facile Osimhen, sono rinforzi, lo scenario là in Zerbini, allora Dominguez, Ferguson, Scouten, Dominguez, Bonifazzi, Scouten, Arnautovic, Ferguson, qui molto ragionata la palla, pensare qui Bonifazzi, Arnautovic un po' una chi si lamenta con il direttore di gara, ben duri dal punto di vista fisico, nessuno si sfoggia di un centimetro, sono incrementi fisicamente. Posce. Ma ora li facciamo giocare, però troppo cazzo! Bravo Guagliù, la giustizia va, Fase difensiva che già stato inserito di Baro, bravo anche a decidere, no? Di appoggiare una palla così magari delicata. Adesso proprio il portiere con lì. Zelinski, Kvaratskhelia, Tim. La sventagliata per Zerbini, palla ottima, sicuro stop per Zerbini. Mette Berezinski. Lucia, sì, dobbiamo lottare anche l'anno prossimo per vincere il quarto, per difendere il tricolore, per portarlo a casa un'altra volta. Troppo bello, lo dobbiamo fare. Ci vuole la base, ci vuole la rimanenza di tutti i top. In primis ci vorrebbe che restasse anche Spalletti, anche se la cosa sta diventando difficile. Speriamo che sono solo voci e che Spalletti possa poi l'ultima giornata darci una bella notizia con il restare a Napoli. Siano state solo voci alla fine. Movimento in avanti, piantato sulla linea laterale, che fa di nuovo l'Argentina. O Bogni, i domani, con Manu Artolini. Lui, un po' di pressione si vede. O Bogni, anche non batte la faccia a scampe.
io mi sto di cui break, si chiama Fred Fisso, la temperatura del campo dove c'è la Bologna, qui quasi troppo facile per il Napoli, Stefano. Sì, perché sai, una volta che trovi il vantaggio non è neanche più costretto a andare là, e poi una volta che viaggiano su ritmi abbastanza bassi, tanto rivediamo le scorsi, proprio troppo comodo, no? Poi 7 euro ci può stare, no? Mi sorprende un po' l'errore di concetto, no? Perché tu una palla centrale quando tu sei fuori dallo specchio non puoi andare a giocare, devi sempre giocare esterna, che se dovessi sbagliare è sempre rimediare. Comunque gli applausi di Giannotta appoggiamo a sostenere questa costruzione dal via di fuoco della Bologna, così è stata però a terra. Vediamo se si fuoco. Qualcosa si è capito di Thiago Motta, cioè abbiamo messo delle condizioni di uscire dalla palla per questo non di più. Ringrazio Thiago Motta, la discussione che sulle simulazioni per Nicola Osimhen per giocare 2 minuti per dire come il fenomeno del rivale, con il suo fianco Riccardo Solini non è squalificato, un po' punzecchiato in Thiago Motta nel prossimo partire di Cremonese. Cambiato, ma te non sei cambiato, te sei cambiato. Che non può guardare, non può. Già saputo, Bologna sta portando la sua presenza in questi giorni per pianificare il futuro. Non le scorse versioni deve fare un step anche a livello mentale. E poi tra l'altro dire pure capito mancato. Angiolungo, vai Ramani, che hai rinnovato per 3 anni, sicuramente sì. Thiago Motta ha avuto un cambiamento di rendimento incredibile anche sul piano realizzativo. O per 4, no, mi sa per 4, fino al 2017. Un giocatore come lui è un giocatore Anche Ramani. no? Non può andare a... Vogliamo anche il rinnovo di Kim. Via Chris, via Barro, go! Sforata già settimane per la versione Ti si danno 3 cosce, così in A era Magno Dominguez. Andrea, buonasera campione d'Italia, buonasera amico mio. Aia, bravo di bene. Ci risentiamo da campioni d'Italia, noi siamo i campioni d'Italia e ci resteremo, lo dipenderemo sicuro. Brava Beresi, la cosa che è buona in Italia, quello che devi fare lo hai fatto, niente. L'hanno sviluppata bene, no? Sul lato sinistro, in profondità la palla. C'era l'idea di tenere in campo il gioco Scouten, comunque precisa la parte di Berezinski, un calcio di punizione per il campo già Pioli. 12 minuti per recupero, alla fine del primo tempo sbloccata Victor Osimhen. Adesso viene cercato sulla corsa. Vai! Osimhen a fare passare il gol. Mannaggia la miseria, mannaggia! Un mozzino facendo gol, lo doppietta. Vai Zelu. Zelinski, poi Zerbin. Oh! La palla di rimbalza un po' male. È arrivato con il petto. Zerbin. Primo Osimhen e poi pure Zerbin. La chi? Adesso non ho rischiato il Bologna. Vai, bello. Qua la schegna. Tutto di essere. Andrea, allora chi ci dobbiamo aspettare come allenatore? Riga italiano oppure c'è il nome a sorpresa di Ariel? Allora, io spero, Andrea, anche se la vedo difficile che sia così, Bologna vicino a tutto. Dominguez vicino al pareggio per il Bologna, ci andava bene. Io spero che la sorpresa sia l'allenatore, la sorpresa sia Spalletti, la conferma di Spalletti.
ma la vedo difficile. Ma la velocità di esecuzione del Boh, chi verrà Andrea, deve essere sostenuto da noi tifosi. Spero il miglior allenatore possibile a questo punto, se Spalletti debba lasciare il Napoli. Non può essere più avanti dei centrali dove gioca Osimhen, no? Perché si Osimhen ha più 30 da Lautaro, grande vittoria. Il Napoli ci farà l'organizzazione del Napoli, si prende la posizione, la tendenza sulle spalle per questo primo tempo, ma con Napoli ce l'ha. Sei Busoni, Lugumi, Cambiaso, Scautini, Cambiaso. Come Cambiaso? Speriamo che bel tatuaggio si è fatto. Grande Luciano Spallettoni, grande mezzo, grande che si è fatto, grande Spallettura. Ragazzi, lasciate like al video, alla live. Il Napoli vince 1-0, vittoria Osimhen a 14. Allora Sensi, movimento di Schifano, la palla segna. Andiamo Clara, vai Giorgiano, mamma mia che giocata, vai Giorgiano, ce n'aveva due addosso, ragazzi, ma che giocata di cavallo, Spalletto. Ti fa perdere l'orientamento, no? Poi che qua devi cacciare. La differenza adesso che per esempio dalla Serie A alla Serie B è che qualche poi sopra la palla in Serie A non ce l'hai specialmente devi avere le qualità speciali. Devi prepararti prima, pensare come tu puoi arrivare al pallone cacciato prima. Rachmani, Zerbini. Sì. A volte anche triplicato, Andrea. Cazzo! Come c'è lo sponsor del Bologna, cazzo! Il nuovo tortellini, cazzo! Perché è stato sorpreso da Dai e Vari. Un po' perplesso Spalletti della postura. Sono da dire che senza fretta, Rachmani. Sì, Andrea, è vero. Dovrebbe essere l'MSC lo sponsor principale, se non mi sbaglio. Poi c'è Coca-Cola. Vedremo quale sarà. Io spero di vedere una grandissima maglia, visto che abbiamo vinto lo scudetto. Penso tutti i tifosi, da tifosi vogliono vedere una grandissima maglia da parte del Napoli. Perché anche quella che stanno facendo vedere ultimamente non è che mi pare sia bellissima così. Mi aspetto di più dall'SSC Napoli, da De Laurentiis, che possa veramente fare un qualcosa di stupendo, perché le maglie di quest'anno sono molto belle e mi aspetto qualche step in più, visto che abbiamo anche lo scudetto sulla maglia. Sì, anche Coca-Cola non è male, non mi dispiace. In bianco però solo quello, perché se ci metti Coca-Cola, poi ci va a mettere MSC, riempi troppo la maglia, viene un pastocchio, viene qualcosa di brutto, Andrea.
se qua ci sta. Sì, bellissime, quelle di quest'anno sono bellissime. Tant'è che ce l'ho tutte. Almeno Un po' di pazienza, c'avevo il ricordo di questa bellissima annata, di questo scudetto indimenticabile, veramente indelebile, quello che ha fatto il Napoli in questa stagione. Siamo usciti dall'America 4-5, Scudetto meraviglioso. spazio per poi andare a giocare sul Napoli e magari ricevere. Non mi ricordo un altro scudetto vinto così, dominato così. Ci siamo riusciti noi a fare un campionato del genere. La persona che si richiama a Tiago Motta, era lui caricato. Si diventano così corretti i giocatori senza trovare sulle mani. Sì, quelle dell'anno scorso troppo semplici, troppo normali come mai. Quelle di quest'anno sono belle. Bellissimo. Poi Alessandro la perde. Oh. Mamma mia, meno male, l'ha sbagliato. Il gol di cervello purissimo. Ma è una giornata da fuori. Qua si è visto anche lo spessore di questo giocatore, no? Sta cercando di anticipare ogni cosa da calcetto, no? Lui ha fatto l'esterno, però la vedi la qualità del giocatore, qua proprio ha rubato il che proprio lui, se era nello specchio della porta, te lo dico, non ci arrivava perché non se lo sarebbe mai aspettato. Bravo Lobo! Che campione, sì. Condividiamo. Ragazzi, lasciate like e condividete la live. Più ne siamo e meglio è, e più impariamo e più vinciamo, perché ne facciamo un boom. Sì. Bravo Piotr, bello, oh Zerbin. Male. Bello lo stop di Berto, meno il controllo del pallone. Si è fatto regalato, Zerbin. Scouting, spazio per andare, parlo come scouting. Invece, tanto politica come innovazione. Lo strappando qui, Arnautovic. Meno male sbagliano. Una lotta a contrasto con Zerbin, Mani Gordini. Bravo, Nino. Spizzata a Gosmene, inutile perché non sono compagni vicini che potrebbero forse dopo lanciarsi in Gosmene. Alto possesso Bologna. Scouting. Zero Dominguez, Arnautovic si gira, quando è dritto in porta, preferisce l'apertura della ancora da Arnautovic. Bravo Torino. Però arriva facile il Bologna verso la porta, non va bene. Non va bene. Invece si stacca, cerca il primo palo, però poca forza. Gollini era piazzato molto bene e para con molta facilità. Cambiaso, Scouting, incontro di nuovo Arnautovic. Bonifazzi, non è troppo lungo per palla, non riesce a controllarlo, non è poi di Diego Motta, invece sta iniziando ad alzare un po' la voce Spalletti in zona panchine, perché Napoli sta trovando, sta cercando un po' con Kvaratskhelia, la prende un po' con tutti, sono Spalletti, ma soprattutto con Gordini. È il primo per cui parte l'azione. Effettivamente Kvaratskhelia coinvolto in uno contro uno, l'ho visto in occasioni, però le occasioni così pericolose. Sì, beh, lui crea sempre qualcosa, no? Specialmente quando si trova magari anche dentro l'area o nei pressi dell'area di rigore, anche perché poi il difensore ha paura a mettere il piede, per cui ti sposta la palla e ti fa rigore, mentre magari è più facile quando vengono da dire più alto, che magari ti puoi anche aiutare a non farlo. Ferguson, Porsche e Scouting. Dominguez. Sa che c'è sinistra palla, poi un po' l'esatta, la palla lo mette giù a puntare. Parlo. Dominguez. Usa Parlo.
Scouting, che si sviluppano per ore con Bravo Pistone, bravo Zambone. Vai, io ti fermo. Oh, ma dove? Che ha anticipato il difensore? Ma dov'è il fallo? Dai. Non hai visto qua, quello che dicevo prima, no? Con il falso cosa ha fatto? È scappato prima, ha dato la copertura a Lucumi, perché quando Sven gioca sul centrale c'è troppo posto di dare copertura perché si impacca le spalle, non lo prende più, e qua poi Fazzi l'ha fatto e l'ha fatto bene. Lucumi. Ma Domenica è tutto solo. Lo spazio per Arnautovic, spazio immediatamente chiuso da Rachmani. Dominguez. Guarda il chiede davanti, viene detto a caccia l'1-1 in Bologna. Arnautovic. Scouting. Di prima palo, Dominguez. Lo stiliato. Rachmani. Con Dominguez. Cambiato. Dominguez al cross. Dove c'è Epice che prova a fare la sporcata, sulla schiena di Mattias Oliveira, lontano dal pericolo dell'uruguagio. Sempre un appoggio filato, quando c'è Kim, allora si rischia per la ripartenza. Per andare un po' a quel servito da Mister, bisogna buona dello scozzese, e poi farlo però sopra la schiena, che dice Marcello è il terzo che subisco, con le sanzioni, con un cartellino, semplicemente punizione quella. Sì, beh, non era sicuramente fallo da cartellino giallo, no? Mi sembrava un fallo che potesse richiedere la sanzione. Questo è il contatto precedente di Ferguson. Recupera su Piotr Zielinski, vediamo l'intervento successivo. Anche i primi di recupero previsti a cool break, gli ultimi 3 secondi. Rachmani, Zerbin. Rachmani, gestione del pallone, questi ultimi attimi del primo tempo dell'Enaki. E che sono anche bravi, a fare la gestione del pallone per una squadra che ha il record di gestione del palla in questo campionato. Una squadra che palleggia benissimo. Kvaratskhelia. Kim. Alice. Golini. Scambio adesso in di recupero. Allora si va a riposo dall'altro. Il Napoli in vantaggio grazie al 24esimo gol in campionato di Victor Osimhen, del 57esimo in maglia Napoli oggi festeggerà la 100esima. nel 92 punti anche a Chiodi anche io, il record di punti, quello di Sani, lo dobbiamo battere quest'anno, perché abbiamo vinto lo studente, dobbiamo battere anche il record fatto. Con questa vittoria ci manca la vittoria con la Samp e poi abbiamo battuto il record. Narica, Shashkazal, Ogogoga, Mammaruga. Ma buono, li vogliamo buttare in congelatori i juventini proprio, li vogliamo ghiacciare, un ghiaccio a meno 40 punti. Ma faccio tu, cazzo, invece avevo di conibro, mamma mia, ma lei, qui. Ragazzi, intervallo, ci fermiamo un attimo e si ritorna per la live. Ragazzi, su, ciao.
Eccoci qua per il secondo tempo, ragazzi. Il secondo tempo, voglio. Allora, commenti. Voglio arrivare a 40 punti di vantaggio. 96esimo, pareggio dell'Empoli sul Verona, godo. Grande Empoli che pareggia col Verona. Allora, voglio. Com'è come sta a posto un grammo? Oh, che cazzo. Ancora la pubblicità, mamma mia John, quando te leva una pizza da John e mettono per sempre Sky perché non ne potevo più con la zona. Fa più pubblicità che partite. Oh, mamma mia, già parecchio la partita, frate. Mamma mia.
correggere le piccole cose in campo che evidentemente tratti non hanno funzionato. Non funziona, un giocatore di livello altissimo, l'ha dimostrato in questo game in Bologna, nonostante i problemi fisici in questa stagione e nonostante tutte le voci che lo volevano insomma in disaccordo e non in perfetti rapporti con quello che è stato il suo compagno di squadra ai tempi del triplete dell'Inter, quello Thiago Motta. In realtà la sensazione che insomma, l'intelligenza di Thiago Motta vada oltre, nel senso che nel momento in cui hai un attaccante di questo livello che lavora tanto per la squadra, perché qui ha sempre lavorato tanto per il Bologna, non può stare partita. No, ma poi è stato il primo a dire Arnautovic scenderà in campo quando fisicamente sarà bene, no? Ma l'allenatore così ti vuol bene perché ti risparmia figuracce, perché anche se sei forte e il più forte Bologna, se non stai bene fisicamente fai solo tutte figure, perciò l'intelligenza di due persone che si conoscono bene è quella di trovare sempre un punto d'accordo. Bisogna fare anche un'altra considerazione, ovvero che è un plus avere un giocatore forte quanto Marco Arnautovic, ma il Bologna nel momento in cui non l'ho avuto ha capito che ha gli strumenti comunque per fare campionati di altissimo livello. Poi sai, Arnautovic tanto di guadagnato per un giocatore quasi la doppia cifra anche in questo campionato, è un giocatore che insomma è in un momento di maturità calcistica di altissimo livello, è caricato di fare il primo tempo. Sono complicate poche cose campionato. Sì, perché noi ci troviamo guardando che giovane, no? L'ha detto spesso anche lui, sono arrivato in un momento della mia carriera che non avevo questa mentalità qua, avevo la mentalità di un ragazzo più giovane, perciò adesso siamo in un ambito maturo che sa quello che può fare e sa quello che il Bologna e tutta la Bologna si aspetta più. Ringrazio qualche tifoso Spalletti che rientra per ultimo insieme a Giunto, le due figure di cui si parla di più in orbita Napoli, perché molto probabilmente insomma, non le vedremo a dirigere il Napoli nei prossimi Questo è anni. veramente incredibile. Spalletti vince il campionato e se ne va, c'è un direttore sportivo invece crea questa creatura e se ne va più lui. Giunto che fa un lavoro pazzesco. 4 anni di altissimo livello e facendo anche delle considerazioni, un modo di lavorare a tratti anche senza volerci per forza mettere la faccia, volendo trovare soluzioni migliori per questa squadra, questa squadra straordinaria. Ragazzi, piace la fare quest'anno, provare la scheda è stata una cosa invece irripetibile. Olivera, tacco di Kvaratskhelia, Zielinski, Alessandro Bocca, che mi fate sentite vicino alla panchina, tifosi, anche bambini, per ascoltare Spalletti, il presidente della tecnica, Kvaratskhelia, Kim, Olivera e nuovo Kim. Anissa, si vede Bocca, Vai. prima Kvaratskhelia. Armani, Berezinski, Lobotka, Zielinski, per Lobotka non è uscito con la sua. Vai Lobo. Ha cercato si vede, ormai interrotto sul movimento in profondità. Troppo lunga. Un po' dalla fretta. Lobotka. Dalla fretta ed è rimasto un po' sulla bellezza della giocata, perché ci avevi spostato la palla alla giocata era come una Luca. Guarda in mezzo al campo, ha visto sulla partire, l'ha vista senza guardare, si è un po', diciamo, anche specchiato, adagiato sul cibo e erano usciti dalla proprietà. Il movimento con Napoli anche Simone convocato dalla nazionale argentina, CT Scaloni. Vediamo se avrà uno spazio tra qualche minuto, Zermin. Così vede, riesce a dare il pallone, Zermin, finta su Cambiaso. Il pallone dietro per cercare Osimhen, si apre nel netto anticipo. Cambiaso. Lucumini. Ricalato a Napoli, gestisce il Bocca.
Kvaratskhelia. Vai. Quindi quelli che riguardano Zelensky, prima del mercato dice la sua volta. Allora questo. Bravo Zelensky. Perisic. Chi? Olivera. Zelensky. Arnautovic dove segue, Kvaratskhelia sul controllo fa scivolare. Cambio di gioco di Quara. Zerbin, stop. Poi il tocco per Zambo Ghissà, su Dominguez sui muri, tripli a Ghissà, scivolò. Ghissà cambiato. Non ci dà ancora. Bravissimo Ghissà, quando è uno contro uno, poi ha cercato di mettere questa palla dentro per Zerbin, però bravo chiusura qua. 2 volte cambiato. Ora fa la partita perché diversa per il Napoli, al primo tempo. Questo palleggio, questo possesso qualitativo, in 45 minuti abbiamo visto raramente. Skorupski ha chiamato il pallone, Nia, avete sentito anche a casa, è bloccato. Bosch. Ferguson. Lui. Cercato Bago. Adesso parte lato destro. Kim. Stefani per i suoi denti, quelli così. Provare la palla tutti in campo. Allora Bosch. Perché fa la scheda, dà una mano in fase difensiva. Cosa Bago? Finale Arnautovic, secondo palo per Perisic. Trova la porta. Qua è stato bravo Michel ad andare a attaccare le spalle da quella parte, diciamo, di Beresischi, che non ha letto bene la traiettoria della palla, però dopo è scelto La mano. cercare il secondo palo. Dice spallettoni. Già sul primo c'è Gollini dalla palla bassa, è difficile, ma devi cercare di incrociare la palla sostenibile. Il tocco di mano sul controllo di Bago sembrava sì esserci un tocco volontario di tutto, però Spalletti lo aveva visto. Giusimen tutto l'urlaccio lascia giocare Marcenato, Giusimen già fuori dal campo, questo è delicato. Bologna gioca, Bonifazi si è rialzato Victor Osimhen, questo preso perché in Bulgaria è chiamata una secchietta sul gluteo sinistro. Dominguez va da Arnautovic, fa tiro, Arnautovic strozza troppo il diagonale. Mamma mia. Cosa sbagliato? Mamma mia. Siamo concedendo tanto alla Bologna. Quando come arrivano facilmente, guarda là. Che imbate. Da questa parte, deve cambiare marcia a Parro, perché se cambia marcia su questa palla calciata male ci può arrivare. Cosa deve fare Parro? Deve pensare I terzini, Beresischi, mamma mia. e devi andare con una cattiveria diversa. Ha provato qualcosa per essere Kvaratskhelia, tra un cross e un tiro in porta, non si è capito bene, ha sbagliato. Che occasioni per pareggiarla ne ha avute. Sì, le ha avute l'occasione. Bologna ha creato, è andato vicino tante volte al pareggio. Questa è sicuramente la probabilità. Perché diciamo che quella del primo tempo di esterno, dove ha anticipato il movimento difensore e portiere, se ne è creato un problema, non era così. Questo è un giocatore come lui deve calciare in un'altra maniera da quella posizione. Poi c'è l'altro movimento del primo tempo con un piattone sul primo palo dove non riesce a dare potenza. Forse anche questo rientra nei discorsi relativi alla sua condizione fisica. La gamba magari non è al 100%, ma tutto scarico, tutte e tre le conclusioni. Anche sa, se scarico fisicamente non lo è mai, si porta a casa il calcio d'angolo. Anche questo, l'altro giocatore che non avevamo disgiunto di no. Già fece impressione l'anno scorso l'esordio, che arrivò giocò subito con la Juve titolare, Napoli inizio 2-1. Zelensky, destro che Osimhen, Skorupski prova a cancellare l'errore che ha portato al vantaggio del Napoli con l'assist proprio per Osimhen che fa una maratona Di testa penso che sia proprio
giocatore più forte della Serie A. Cioè degli attaccanti lui ha 7 di testa. no, poi stacca con un tempismo, con una forza incredibile, riesce sempre a indirizzare la palla, cioè proprio fondamentale che è tutto suo. Olivera. Sbaglia qua la scheda. Barro. Sbaglia anche lui. Allora Velecisti. Largo Zerbini. Dentro. Vai! Oh, Osimhen! Mamma mia! Chapeau per Osimhen! Mamma mia! Mamma mia! Inchiniamoci a questo posto! Victor! Panterone! Frittatina! Gazzellone! Gammerlone! Osimhen! Approfittando ancora una volta che perde palla in uscita, Barro fa un passaggio orizzontale che viene intercettato. E sono due Questo è un tortellini per te. E poi vede Osimhen che si apre, fa passare questo pallone in diagonale Flamina Skorupski che non può fare assolutamente Oh, assist di Berezinski, muove una chiodo. nel suo campionato la tripletta contro il Sassuolo, in totale sono 30 in stagione. Sono numeri pazzeschi, quelli di Victor Osimhen. Adesso ci potrebbe essere spazio per il ceduto, doppietta di Osimhen. Dal 2000 in avanti, ovviamente 3 squadre hanno vinto il campionato avendo anche il capocannoniere della stagione. È successo alla Juventus con 3 serie nel 2001-2002, 24 reti, al Milan con Shevchenko nel 2004-2005, 24 gol per Shevchenko, all'Inter nel 2008-2009 con 25 gol più Zlatan Ibrahimovic, adesso è a 25 Victor Osimhen. Le 2 reti di questo pomeriggio. Più 4 sono Sono tante, qua 2 giornate alla fine. Una che poi aspetta, l'Inter sono della testa, sì, leggermente dall'altra parte. tutta l'altra parte che sono si viene da lui stesso penso che abbia la testa dall'altra parte. Berezinski. Zerbini. Bonifazzi. Poi Carlos che si dice la Champions League andrebbe anche a giocarsi la candidatura del Ballon d'Or. Entrare almeno nella top 10, perché sono tutti i parametri ormai del miglior trofeo individuale di France Football, sì. Mondiale, Champions League, Nel 4 mondiale non c'è stato, poi scoperto mesi dopo, con una caviglia veramente massacrata. Osimhen cercato ancora lui, ancora uno spazio. Mamma mia! Vicino al 2-0 Osimhen. Quando ti prende le spalle non puoi più fermarlo, no? Ecco perché dicevo devi anticiparti quella giocata qua, perché se Osimhen mi prende palla frontale posso sempre recuperarlo, non mi vado addosso, non lo curcio, ma se mi prende le spalle non puoi più farci niente. Il problema è che devi partire veramente con 5 minuti di vantaggio. Ma devi marcarlo di palle, non puoi marcarlo da solo, devi avere sempre una copertura del secondo centrale, no? Che mi gioca un po' sotto e devi lasciare solo come frontale, la profondità non devi arrivare un solo. Lobotka, Zelinski, Akissa, Kim, Matteo Rivera, Kim, sulle spalle per su Kvaratskhelia, il confronto torna a Spalletti da parte di Kim Min-jae. Bonifazzi, Skorupski, Bonifazzi,
traffico, ora Selinski, apertura per Zerbini, che stoppa, buona la... Mamma mia, Skorupski. c'era quello per Zerbini. Capito che anche bravo uscire con la piede. Con quella forza, forse che la pressione del diagonale adesso è Zerbini, cambiato. Lobotka. Anissa. Olvera. King. Kolaski. Anissa. Qua ha fatto questo finale di stagione dove non viene in su lui. Sì, ci avrebbe fatto anche troppo bene, no? Perché insomma, una palla sicura trasformava in gol in questi campionati, insomma. Segna. Il 19 marzo col Torino. Eccolo, qui c'è Kvaratskhelia. Tutte. Vai, mamma mia. Grande Giorgiano, grande Kvaratskhelia, vicino al 3-0. Fa finta di calciare la prima volta, invece fa il tunnel del difensore che è uscito incontro, poi si prepara sul destro, spara, calciato molto bene, uscita di poco alla destra di Skorupski. Tra poco Joshua Zirkzee del Bologna. Azizi, Azizi. Karnatovic. Che sporca il pallone. E Viscera. Finalmente a sinistra, in questo secondo tempo non comprende i risultati fin qui. Cambiato. Faccio là. Pallone. Oh, messo da fondo, grande. Adesso voleva il calcio d'angolo. Gli lancia Coccia, un peccatore. Due campi del Bologna. Doppio cambio. Fuori Arnautovic, fuori Ebischer, dentro Sansone e Zirkzee, cambia le tenze del tridente offensivo di fatto. Tiago Motta. Entra anche Moro. I cambi sono 3. Cioè, insomma, un segnale anche quanto magari in questo momento non si soddisfa che l'Europa più che della partita del Bologna, forse di questi primi 15 minuti del secondo tempo. Ferguson. Scouting. Bonifazio. Adesso sono uscito Barro. Scouting. Posher. Infatti abbiamo tutto e tre. Ferguson. Moro. Ferguson. Posher. Scouting. Ferguson. Zona cross, non passa il pallone, capito? Bravo Cavara, bravo. L'ultimo terzo di partita, bisogna cantare i tifosi del Napoli. Rachmani. Bonifazzi. Si vede. Ha spianato gli errori della centrale del Bologna. Bonifazzi. Ferguson, e lui adesso largo a destra. Skorupski, Lunghi, non ho lo seguito, cerca più del senso. Dominguez, spazio Sansone, vicino a Cambiaso, in area Zirkzee. Sansone prova la porta, e poi Ferguson sulla respinta. Hanno meritato, ragazzi. Se lo sono meritati pure. Che hanno costruito tante azioni da gol, se lo sono meritati. Cioè, complimenti a loro per il gol dell'una chiusa. Era nell'aria, ragazzi. Ferguson. Era nell'aria perché dal primo tempo fino a quest'ultima azione Bologna ha costruito azioni da gol e alla fine un gol lo meritava. Quello che ti ho detto prima sulla conclusione anche di Arnautovic sulla Lasci, sono fatto benissimo. Niente, 1-2, cerchiamo di non farci pareggiare.
Ti manca sempre mezz'ora in più, Dopo quasi 20 minuti di dominio assoluto del Napoli in questo secondo tempo. Non felicissimi infatti, Toto Spalletti. Allora, per quello che passato anche la Cremonese settimana scorsa, quelle volte ci sono occasioni diverse che Bologna, adesso si costruisce un finale di gara diverso. Morgan, Spoluzzi, Bonifazzi, si vediamo se di non anche qui mosso da parte Luciano Spalletti. Coscia. Mezzo a 4 mani del Napoli, fa uscire il pallone e direi giusta perché trova Dominguez. Fortuna la prestazione, sul colpo Dominguez del vantaggio nazionale perché la palla c'era in Bologna. Nico Dominguez, Moro, Coscia, su nuovo Moro. Sbaglia il tocco per quel Ferguson, questo è un po' stacco questo frangente, Luis Ferguson. Però venne Moro, no? A tagliare questa traiettoria interna, poteva fare da passare la palla, anche se lo può aver seguito, no? Perché la palla È il Ciolito. c'è solo interno, tanto vediamo il Ciolito pronto a entrare sul tavolo di gioco. Avevi chiamato Stefano, vediamo se lascerà spazio proprio dentro la Simen, mentre che scappa le telecamere. Cioè lui che vuole il pallone sui due coglini, cercato proprio il 9, c'è Lima, tiene in campo, la palla del Bologna. Bosch, Skorupski, Lukubi, Mori, Rachmani era prima, ancora Rachmani, non metterci un po' di qualità, ci mette il fisico, invece Ferguson che la porta via, si fa trattenere. Bruciato quando questo sta. Chiamati. Però bravo Ferguson, rimaneva in pressione, Rachmani era davanti, è riuscito a superarlo, prendere il pallone facile per farlo. Fuori da Simen! Bravo Victor. Bravo Victor. Ancora una grandissima prestazione, oltre la doppietta che fa. Sempre più forte, sempre più goleato. Che giocatore. Che immenso giocatore. Troppo forte. Più forte. Di nuovo, no? Vedere se due ospiti quando la squadra è in Siamo più forti, ce ne stanno nessuno, si troppo forti, si muovono. Quindi il Ciolito e la Spadoni. Anche oggi invece senza gol o assist alla scheda. Un fallo, già. Il finale costante la vittoria di campionato. Il Bologna che chiuderà la sua stagione a Lecce. Intervento su Zerbin, gioca in Napoli, Kim, Raspadori, 100ª presenza oggi in Serie A per Jack Raspadori. Quando c'è stato bisogno, momenti chiari della stagione, ha dato il suo contributo, poi anche per lui l'infortunio insomma lungo, difficile da smaltire in questo 2023. Lukubi. Per te i giocatori del Napoli sono scontrati, Lukubi e cambiato, non si capiscono. E allora, il messa laterale per il Napoli che a questo punto non ha fretta, perciò ne approfitta per sincerarsi delle condizioni di Alessio Zerbin. Qui passa Dominguez, Zerbin cade su Anghissà, tra l'altro va a sbattere con la faccia sul ginocchio di Anghissà. Il colpo comunque non la trova del Napoli, lo prende piuttosto forte. Volanti entrambi giù, entrambi medicati.
siete limitati per girare. L'attacco sulla destra, ecco Victor Osimhen, sembra concitato. Questo è il secondo gol. Acaba di vedere, ecco, le mascherine che insomma hanno accompagnato il cantato del Napoli, indossate da tutti i tifosi praticamente. Penso non ci sia una barca nera a Napoli che non ha una mascherina di Osimhen. Le reazioni. Buonasera Angelo e forza Napoli. Buonasera fratello. Ha lasciato il like che il Napoli fa il terzo gol. Ogni like che mi hanno lasciato ho detto segnerà il Napoli. Osimhen ha fatto il doppietto. Vai fratello partenopeo, che stiamo vincendo anche questa. Ci manca una partita per battere il record di Sarri e il Napoli, se vince questa e vince l'ultima, 92 punti. Il campionato è già nostro e domenica sono a Napoli per festeggiare insieme a voi, insieme a tutti quanti, insieme al nostro capitano che vediamo alzare il trofeo, lo scudetto tanto atteso, 33 anni, uno scudetto stradominato, un campionato stracciato dal nostro grande Napoli. Si mette più forte. Ferguson, testa Berezinski, Dominguez per il tiro di tutti sulla seconda palla, Sansone, la vuole Moro, Sansone cerca il cross, Stato calmo, bravo. Una chiamata a questa palla, però ha chiamato solo palla e la palla è molto difficile. Invece Sansone l'ha messa forte perché pensava che Ferguson potesse cambiare davanti a Oliveira, invece gli era rimasta alle spalle. Andiamo Kim, bravo. Kim. Bologna, Zelinski, Lobotka, Allora, vai Lobo. Raspadori, Vai Jack. Sto volando Jack. completamente le caratteristiche periferiche intercettali. Vai. Giacchino nostro. Con la presenza di Simeone, Raspadori invece lo stiamo già vedendo, giro sparso per il campo. Napoli. Vai Napoli. Zizek probabilmente fuori gioco. Gollini. La sponda di testa lunga, fuori gioco c'era, Marciano lasciato giocare perché il giocatore del Napoli, ma chissà. Kim. Oliver. Spalletti vicino chiede da Raspadori e alla fine Oliveira riesce ad andarci. Vai Jack, vai Jack. Corre Raspadori, lo porta a tiro. Ecco. Sciartini e Zerbina che lo porta per Simeone. Scoluschi blocca. Però ci poteva stare una grande ripartenza intanto da parte del Napoli con la squadra che porta poi per 30 metri, poi lo blocca, canale, questa palla per Simeone. Lui vede che la palla è troppo. Senze, a distanza di conto che il Bologna ha già battuto. Senze, chiede il tiro dolore da Cambiaso con la palla buona per Sansone. Mamma mia. Spreca col cantone la palla dolore. Perché riesce a uscire con un limite in mezzo del palo un po' scarica la sensazione che cerca di piatto secondo palo, che è la giocata giusta, colpisce male, non era facile perché la palla non era la ma rimbalzata, ha cercato di cacciare con il palazzo interno destro, ha girato sul palo, però non ha preso il giro il palo che sta soffrendo. Visto che avete sentito poi di Marcenare per i Coliberi che c'è anche in questo secondo tempo, qui ha le qualità per fare meglio il sensore, non so dare parola su sistema, ma c'è tanta forza perché stava arrivando delle gesti.
chiudere. Vediamo se anche qui riusciamo a rubare qualcosa di volontà. Dispiace per Spalletti, si legami che si creano con Spalletti e finalmente Napoli, quando non si è arrivato ancora alla comunicazione ufficiale, tutto lascia pensare che credo sia questo. Guarda, oggi è uscita anche la notizia, no? A Napoli che De Laurentiis avrebbe fatto molti tentativi questa settimana per cercare di convincere l'allenatore a rimanere e non si conosce l'esito di questo incontro, no? Perciò penso che si vada verso il divorzio come è stato annunciato però niente di ufficiale, no? Tutto ufficioso, però insomma tutto fa capire che si possa andare verso un divorzio. L'unica cosa che ha detto Spalletti è tutto deciso. Siamo Spallettoni, destra per noi. Luciano Spalletti, destra per noi. Luciano Spalletti, Luciano Spalletti, tu sei l'allenatore, destra con noi. Luciano mamma mia, non mi va male Olivera, Strunz. Qui a Olivera e mi fa male, qui mi è successa la stessa cosa, e stai vicino, ma se ne passa. Sì. Scouting. Fallo. Andiamo in Italia, c'è una pista olandese. Vedella. De Silvestri. Vedella. Due freschi. Non giocare il pallone. E quindi. Sassi. Piuttosto sfiato. Questo milione fa vedere una mano. Sciolito, passo di palla sciolito. Sì. Dunque, colpo chissà, sono vicino, non sono buoni, si mettono. Mi piace un po' la decisione di sempre. Dire chissà, a testa, non sa la voce del social studente. Va! Tutto fiancato da Spalletti Olivera. Ottimo liberato Olivera. Corre, andare interno, lo spallone Jack. lo spallone che con la forza per correre. Con lo stesso carico, vede l'ortizza fuori. A Napoli si mette più forte. Troppo Bologna ci stiamo mangiando. Ce le siamo mangiate tutte le squadre della Serie A. Vogliamo la Juventus a meno 40, la buttiamo nel congelatore. La facciamo diventare un ghiacciolo. Fuori bene. Simone, chiusura di Medella. Malati, non pensi da malati. Dopo, attacca Moro, ovviamente commette anche fallo. Napoli prima a gestire forse le questioni sui cenimenti, sui campi del Napoli per riuscire chi in mezzo e da Lucchini adesso Marcellano. Chi di solito quando arriviamo a questo minutaggio in questa fine di campionato ha scudetto già vinto. Zedantica e Juan Jesus.
Ormai li proviamo, dice Spalletti. Di fare tanto stretching, adesso finisce la sua partita. Bravo Kim. Ingresso in campo invece il Castellonina Karim Zedatka. Sono i primi minuti del suo campionato, ho già visto per le iscrizioni finali con la Lazio Olimpico, quindi una decina di secondi, poi lo 0-0 contro l'Hellas ad Abide. L'anno scorso lo Sporting Charleroi in Belgio. De Silvestri, Moro, Scopri, Luis Ferguson, buona palla per Zirzi, un po' peggio il Napoli, la spazio con Dominguez, cosa malefica. Però si erano mossi tutti bene avanti, perché guarda che è venuto incontro Troppi spazi, lasciamo troppi spazi. Come ci hanno bucato bene, oh, meno male era lungo il passaggio. Vai, vai, questa è buona, vai! Vai sotto, si vede. Movimento di Simone sul secondo palo, si dà cerca il cross, poi troppo tardi forse, cambiato, chiude il calcio d'angolo. Adesso sai, con passare i minuti ci saranno anche più spazi in avanti, no? E perciò per la profondità diventa quasi un dovere. Però il Bologna aveva fatto molto bene di reparto di là. Minuti ci sono ancora. Il Bologna per provare a evitare la sconfitta per il Napoli, per chiuderla in maniera definitiva. Pronto a far girare il destro Piotr Zielinski sul primo palo, ci va Zedatka, vuoto con Jesus, poi Rachmani contro De Silvestri, finisce giù, Rachmani non c'è nulla, c'è il contropiede del Bologna, con la cosa di Sansone lo sbilancia Brzezinski, fallo tattico quello di Brzezinski in cartellino giallo. Ha fatto quello che doveva fare, hanno un po' rischiato di prendere la palla, hanno un po' rischiato di... anche perché se dopo non ti riesci bene, poi ha preso un colpo al naso. Sì, il naso, perché anche il Sacco e Spalletti non è d'accordo, infatti il Napoli non aveva più di farlo per il Napoli, questo braccio largo di Sansone viene sbilanciato, poi con la... C'era fallo, oh me, c'era fallo. Vedete, protestano entrambe le macchine, con più la cosa dei rischi, però inizialmente è andato su Sansone proprio per fare fallo. Sì, è andato per fermare l'azione. Ce l'ho già vista ormai da più di un anno, in cui Spalletti morticchia la penna che porta così in panchina, il pennarello a seconda dei casi. I contatti del tribunale di rigore non sono giudiciolito. Il recupero che verosimilmente sarà massiccio, alcuni break, problemi, deve cambiare la maglia Brzezinski perché c'è probabilmente del sangue. Spalletti dice, sbaglio arbitrale, la maglia dopo, adesso siamo in meno, Brzezinski non può giocare, sta aspettando l'ok per rientrare. Vedremo. Dominguez, Cambiaso, Olivera. Anzi lo vedo con Ferguson, il pallone poi con Jesus. De Silvestri, taccoli, stop e sinistro. Mamma mia. Non fa lontano dai pali, ma si sta anche la reazione, calcio d'angolo del Bologna che ci crede. Però Cambiasso aveva cacciato in maniera splendida, sinistro di controbalza, tenere la palla bassissima, con lì c'era, però ha cacciato in modo splendido, anche tu le zone sempre utilizzato. Sul primo palo Dominguez, ha provato a mettere la testa, colpito il mano di Dominguez, Napoli che faceva tutto l'entrare del rigore ed è riuscito compreso, visto che è arrivato l'ok per entrare in campo. Questo significa una serie di Cambiaso determinanti nelle lezioni di Zambonghisa. Vedete, l'unico gol in carriera nel proprio a Napoli per Cambiaso. De Silvestri,
scout Ferguson, Dominguez, 50 dalla pista, scout però la linea di passaggio libera per loro. Secondo Paolo Sansone, Oh! cerca lui, Berezinski. Bravo Berezinski, bravo, bravo, bravo. Quindi non fa una cosa di libertà da fare verso gli animali, scappa verso Sansone e arriva a fare questa chiusura che è uguale quasi un po'. Buona, perfetto. Adesso Sansone. Oh! Ma come si fa? Come cazzo si fa una cosa? Porca puttana, era da solo. Era da solo. Era da solo. Non è possibile. 2-0, 2-2, non è possibile. Erano i due poi sul secondo palo sappiamo vedere. Perché insieme alle sinistre mi sembra che Chi cazzo mancava chi la zanzara, la Moschi? Chi cazzo mancava chi? Eppure si sa che lui è bravo di testa, no? Mamma mia. Un mescino ci hanno fatto pareggiare, un mescino. Che lui si mestruzzi. Si mestruzzi con il coro, si mestruzzi. Guarda là, va. Mangia Jesus, mangia chi è? Olivera, chi è? Ma c'è Fabio. No, Fabio, dai. Viene stuzzicato di nuovo il record dei campioni d'Italia. Sono due calciatori in record. Devono essere giocando tanto per portare posto al campo obiettivo. Costruendo molto il Monza e Putin sarà sciacquo quest'anno, perché con la 0-0 casa con 10, ma mancano 5 minuti alla fine, ancora un po' questa liga, più recupero. Il Torino che ieri ha vinto 4-0 la Spezia, 53 per il Torino, sono 53 anche per il Monza, 53 per la Fiorentina che ieri ha fatto la Roma in punta. Roma sarebbe ferma a 5-21. Corsa al primo posto, come detto, oltre a dare comunque accesso al tabellone principale della Coppa Italia, quindi comunque giocare partite ufficiali non subito ad agosto. che sappiamo anche importante posticipare un po' le partite, no? Perché se inizi questo magari non riesci a guardare bene la tua condizione fisica, insomma rischi di farti male, insomma guadagnare quel futuro è importantissimo, anche proprio sul infortunio economico, quello si è importante in posizione di 2 o meno. Quindi secondo me nel senso che no, quello che oggi sembra quello principale, insomma, la selezione della Juventus, in ottica anche proprio europee, attesa di comunicazioni della UEFA, di questioni come inquadrate di esecutivi. Entra Gaetano ed esce Zelischi. Prima volta in settimana scorsa. Zelischi, per Zelischi non una buona partita oggi. Posto di Piotr Zielinski, Vabbè, così tu mi cambi. va bene, Zelu, hai fatto una grande stagione. Ci sta, due partite straordinarie a volte, ma si sa. Raspadori, destro morbido, se fermo su Angolo, angolo! Dai che mancano sempre 4 minuti in più di recupero, dai. Strano vedere il campo, Sì. Poi ha giocato praticamente Strano non vedere giocare il capitano, infatti è una cosa stranissima. Senza Giovanni Di Lorenzo, senza Giovanni nostro. Siamo all'87esimo, Bologna 2 Napoli 2. Già che lo Raspadori, le storcheggi di Laziense, Vai. che ha giocato di cambiato per la ripartenza con Sansone che Oh. che scoperto. Accompagna un uomo, Zizia, cambiato di anche loro dei Silvestri, la quale proprio per lui, quasi staccato dall'arbitro, poi cambiato. Come si fa? Come si fa? ma guarda, Maledetto. non quanto la forza della ripartenza, ma in quanti sono ripartiti. Mi sembra di aver contato 5 o 6 titolari di rigore del Napoli. Solo dire la voglia di arrivare a fare questo risultato è tantissimo. Simeone, Zedanka, Lobotka, tutto giù, Zedanka,
Federico Marcenaro, 2 minuti al 90esimo, poi il recupero, e adesso finale qui a dare tutto lo stile. Il campionato non riesce a lavorare più di tanto. E se fa una giocata però devi essere un giocatore che c'è da dentro, se buca dentro alla Zirze e da solo sul dischetto del rigore. Lukubi, Scaldi, Cambiaso, sulle corre dall'indietro il Napoli, lo spazio di Bologna, in area Zirze, Vai di sotto, cazzo, vai di sotto! Ma che cazzo? Della palla, Lì non devi neanche toccare il centrocampista del Napoli, perché se appena gli appoggi una mano sulla spalla va per terra e fischia fallo, come fa che fischiare? Guarda, quando solo appoggiare la mano è arrivato quell'arca, la non porta quando mi dicevi. Lo succedeva, dai. Ragazzi, lo succedeva. Scaldi, Pedella, Scaldi, Lukubi, molto però impreciso, 40 secondi, poco più al 90esimo della segnalazione del recupero. Zedanka, Moro, che mette fallo si dovrebbe accettare. Qua Jesus, Olivier, Vedele, Moro, con Andrea Pivot della sanzione, comunque la palla entrato, ha dato grandi impulsi, ha fatto quello che aveva fatto Barro, l'ha guidato e quello che avrebbe potuto fare oggi magari conclusione della distanza così in altro. Come si fa, Ricca? Ci hanno fatto pareggiare un miscelo. Qui tutto a posto, Ricca. Ciucciari, come cazzo si fa Ciucciari? E ci hanno pareggiato! 2-0, 2-2. Non ti parli tutti, ma che cazzo stai facendo? No, vincevamo 2-0. Che cazzo stai facendo? Non è possibile, no, ma come cazzo fa? Non è possibile, dobbiamo una chiamata su faccia, dobbiamo. Vai, è uscito Osimhen, è uscito Kvaratskhelia, il Napoli gol. Che velocità di Giovanni Simeone, però, che trova il pallone, è uscito soprattutto Kim. Esce Kim e su Kim gol, non è possibile. Incredibile Simeone, alla più con l'assistente, assolutamente di vedere l'ultimo tocco. Ecco il Pitbull, De Silvestri. Vedere. Oro. Scotten. De Silvestri. Scouten che esagera nella costruzione, non è bravo, devi ancora che una volta applaudire i suoi giocatori per le scelte, per la voglia di giocare fino alla fine. Oliviero, Gaetano, la Spadoni, vuole tornare a Zedanka che non ha la sterzata, Lukubi, il corpo si fa superare per le silvestri Valuto. Zirze, Nico Dominguez, c'è da fare una per Zirze. Oh, Paolo. Però Zirze, prova la sterzata, straordinaria Super Jesus. Cazzo. Ma li facciamo tirare con una facilità in volta, porca puttana. Ma li facciamo pure vincere, non lo so. Zirze fa una scherzata, però ritorna su
di forza, ritorna Jesus e riesce a controbattere Dio. Bravissimi tutti e due. C'è Giovanni Monato di Bologna. Sant'Anna di Silvestri che ha già fatto male a Napoli questa partita. Ferguson, Zirze, Moro, Lucumini, Nico Rodriguez. Parte Sansone. Oh, Adesso stavolta lungo. La comunque buona per Zirze. E vuole al limite Ferguson. Torna indietro, c'è la Berlina. Un po' corta per Cambiaso, si dà un po' corta porta via. Sansone. Cambiaso. Con la palla di Ferguson. Cercato proprio lui. Stop, c'è Zirze in appoggio. Ferguson sceglie di Silvestri per il cross. Palla morbida, Sedalca, la palla è viva per un Lucumini che la lascia lì per Borro, calcia lui. oh, Contrastato ancora Borro. Colpito Sansone. Lucumini, tanto traffico, tanta vai. fuori. Ma che fermi il gioco, chi te morto? Che stavamo in contropiede. Che cazzo fermi il gioco? Tu arbitro venduto di me. Sì, mi va un fallo di mano secondo me sul primo rinvio che ha fatto. Cioè qui rimane giù per esisti. Qui una volta la prende col piede su quel rimpallo e poi potrebbe essere girato del campo. Sì, mi va un fallo di mano. Secondi di fatto alla fine. Vediamo se andremo oltre il 96esimo per questa interruzione. Un po' di tensione per dire monta. Non colpito, non soddisfatto, c'è lo Spalletti. Tranquillo, l'uomo qua ha portato il Napoli sul 2-0, poi si è fatto rimontare. Sì, perché sai, c'era quel record che secondo me dei punti, no? Dei 91 punti ci teneva, specialmente l'allenatore. Ci teneva Spalletti e me lo vado a Kim fuori a Misa Vangelo. È la seconda volta. La seconda volta che pareggiamo una partita perché Kim esce e entra Vangelo. Rimetterà in gioco il pallone. Semplicemente da quando lo restituirà al Cenano. Da adesso. Simeone, Raspadori, prova con Gaetano, Ferguson arriva prima, ma ha visto un fatto probabilmente su Simeone, allora su Raspadori, ma c'è male, calcio di punizione. C'è Raspadori che si rialza adesso, praticamente convinto la relazione di Silvestri. Qui spinto Raspadori dalle Silvestri, sul colpo 81. Ragione l'unico in barriera l'ultimo minuto ormai di rigore anche Sedalca, anche Gaetano, Simone quanto sul palo lungo ma e poi via per la ripartenza, forse per l'ultima palla giocata della partita. Dominguez, Sansone che possibilmente è oltre, però rimane giù la mattina fino in fondo. Sansone deve essere fuori gioco. Si è visto già fuori gioco, meno male. Bravissimo. Molto. In quel caso è stato Lacmani che si è fermato, ha lasciato proseguire il Sansone e ha lasciato il gioco. Quanto imbucato lasciamo, porca puttana, me lo vado a Kim. Ma come vuoi vincere questa partita? Se non vai a lavare Kim un battere un record, Spalletti, questa l'hai sbagliata, questa l'hai sbagliata totalmente. Perché lo vedeva, no? Ha visto che l'ha dato un paio di fatto di sbagliare la botta alla fine. Preoccupazione qui è fuori gioco di tanto positivo, ma perché nel Napoli effettivamente. Si aspetta la conferma, solo la conferma dello side. Siamo poi torniamo al sintetico e ha problemi la lezione di Silvestri. Fuori gioco confermato. Lungo qua Jesus. E adesso la pena non c'è più tempo. Stop! Finisce 2-2.
tra Bologna e Napoli svanisce l'obiettivo record di punti del Napoli al campionato, non può superare contro l'81 della stagione 17-18 con Maurizio Sarri, sono 87 dopo 37 giornate di campionato, al massimo di una quota 90 Bologna. Fermasi e rimonta i campioni d'Italia, però potenzialmente per dei punti pesanti della corsa all'8° posto. Previsto. Peccato per il record, ragazzi, vabbè. Vabbè, abbiamo rischiato sì, Bologna ha fatto una grandissima partita. Complimenti a Bologna. Niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti per essere stati qui live con me, anzi la prossima no, questa è l'ultima di quest'anno, ci vedremo in qualche live quando finirà il campionato e farci una chiacchierata di calciomercato è tutto. Niente, ci vediamo a Napoli per l'ultima di campionato, sempre forza Napoli ragazzi, da Napoli 87 come quelli e come sempre forza Napoli. Un bacio e grazie per essere stati ancora qui con me, tutti quanti. Vi aspetto per il video, voglio. Forza Napoli sempre.